De Bernardi, mister, se possiamo chiamarla così. Oggi 0-0 su un campo comunque ostico del Verbano, ci avete provato, ma avete trovato anche un gran portiere dall'altra parte. Sì, sapevamo che oggi era una partita più una guerra che una partita. Abbiamo cercato di impostarla lavorando sulle seconde palle, stando chiusi, compatti per poi ripartire. Il loro portiere ha fatto due belli interventi nel primo tempo, poi alla fine abbiamo avuto un'occasione con Carlos che a tu per tu l'ha messa sopra la traversa, però comunque oggi ho visto una bella reazione, ragazzi hanno dato tanto, tanta grinta, tanto cuore, quindi è un punto diciamo positivo, dai. Ecco, sicuramente quindi bicchiere mezzo pieno da vedere. Ecco, un aggettivo per quanto riguarda la prestazione di Carlos, appunto, che appunto non è arrivato il gol, però si è speso davvero molto. Sì, si è speso tanto perché oggi doveva lavorare sulle palle sporche, palle alte, pochi palloni giocabili, però quei palloni che gli abbiamo dato in profondità lui è sempre attento, è sempre bravo a muoversi e ha avuto un'occasione sia nel primo tempo dove ha parato il portiere, poi nel secondo dove è stato un pelino meno bravo in fase realizzativa. Mister Bortolato, tecnico del Verbano, mister 0-0, partita molto combattuta, come valuta il risultato in vista appunto del fatto che venivate da 3 sconfitte in 4 partite, comunque un punto che può aiutare in qualche modo? Ma sicuramente può aiutare, poi soprattutto nel mio caso che sono praticamente da una settimana qua perché 5 giorni che lavoro con i ragazzi, per me è un punto in questo momento guadagnato anche se la partita potevano vincerla loro come potevamo vincerla noi perché le occasioni le abbiamo avute entrambi, loro sicuramente sono una bella squadra con giocatori veri, quindi sicuramente una squadra che farà un buon campionato credo, perché è anche un ottimo allenatore che conosco, quindi non ho nessun dubbio. Dico punto guadagnato, ma per un motivo. Per me questa vale una vittoria perché essendo appena arrivato io adesso so che è una squadra. Abbiamo i nostri limiti ma non abbiamo provato a giocare a calcio, che su un campo del genere non è scontato. Noi le occasioni che abbiamo avuto ce le siamo create, non sono arrivate per figlie di episodi. E quindi dopo una settimana posso solo che essere contento, ma soprattutto per i ragazzi, perché sono orgoglioso della settimana che abbiamo fatto di lavoro e della prestazione di oggi di cuore. E ultima domanda, un voto alla prestazione di Cargarella? Gargarella consideriamo che è il 2005, Mamma mia. quindi ha fatto due interventi sicuramente da portiere vero, quindi possiamo dargli solo che il massimo dei voti per un ragazzo così giovane.